Frizzetto dopo il primo dell'anno. Buongiorno signori, buongiorno Renzo. Buongiorno E professor oggi Maggi, illustre buongiorno. ospite l'amico Diego Crivellari. Ciao Diego, Ciao, come stai? buongiorno Diego, Tutto bene? tanti auguri Diego, buon anno. Tanti auguri buon anche ai anno, nostri Diego. ascoltatori. Sai che dove vado mi Auguri dicono... a tutti, auguri a tutti. Mi dicono, ho visto lo sprizzetto, sei tu che fai da gran promotore, mandi WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. È una bella cosa lo sprizzetto. Buon, com'è che si dice adesso? Buon, meraviglioso 2020. Quindi Questo non l'ho capito, ragazzi, però. 2020. Cosa vuol dire? 2020. Ah, 2020, no. È l'anziano che è in me. Ma vai. Allora, metto gli occhiali perché appunto per l'anziano che è in me abbiamo con noi niente poco di meno che Diego Crivellari, laureato in filosofia all'Università di Padova, alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della 17ª legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione 7 Veneto 1 per il Partito Democratico. Complimenti E qua- all'onorevole Crivellari. E qua ci staremo, cioè qua Wikipedia insegna. Allora, un filosofo che per definizione ragiona, pensa, medita, può fare politica? E poi ti chiedo perché, il perché di questa domanda. Ci sono scuole di pensiero di ogni tipo, nel senso che ci sono appunto, ma sono filosofi che lo dicono, che parlano di una specie di insanabile dissidio tra il filosofo e la politica, per cui il filosofo alla fine, dovendo ricercare comunque la verità e non potendo, come dire, servirsi di ipocrisia o di mezzi, come dire, che magari la politica utilizza, teoricamente deve starsene un po' fuori. Si vede alla fine che ha fatto il buon Socrate e da lì in avanti molti altri. In realtà L'hai fatta? In realtà io l'ho fatta, ma insomma insegno più che fare il filosofo, è un altro livello, ma ne ho fatta anche Cacciari, anche altri, dipende un po' da come uno poi la vede, la interpreta, la sente, insomma. Non è necessariamente una facilitazione, ma nemmeno un ostacolo. Amica, Se lei uno- lo sa. se uno si- Un laureato in filosofia ha strumenti eccezionali per fare politica. Adesso uno poi guarda anche la storia locale, non solo Adesso locale, poi faccio la polemica, però, ci sono esempi, solo che dopo rischia di accompagnarti un po', no, questa nomea, per cui il filosofo magari attento alle grandi questioni, ma meno quelle minute, ecco, quindi c'è un po', come dire, una sorta di luogo comune, no? Che ti No, sai cosa però? Questa è Sì. l'invidia di chi non sa. Però sentivo o leggevo da qualche parte, quando parlavano di Trump, ci allarghiamo adesso, non solo Rovino, Trump, che Trump davano tutti per perdente, doveva vincere Hillary Clinton e Michael Moore aveva pronosticato la sua vittoria, perché diceva io non giro solo a New York e Los Angeles, ma giro anche nella pancia dell'America e avevo capito questo. Ha toccato con mano Ecco. i movimenti. Un po' il problema della sinistra, ma anche il problema dei filosofi in generale, se parliamo di questo. Avete voi il polso della pancia della gente? E molto spesso, secondo me, io sto facendo una mia analisi, molto spesso non l'avete, punto di domanda. Ma oggi no, ma non solo noi, in realtà la sinistra ha difficoltà perché secondo me non ha più l'insediamento che una volta aveva nel mondo del lavoro, nel sindacato, nelle periferie, ma questo mi pare però un dato non soltanto della sinistra, in generale della politica, ecco. Dopo c'è chi si affida all'intuito del mago dell'uomo al comando e c'è chi invece cerca di fare un ragionamento più complesso. Attenzione al filo, bella signorina. Venga, signorina. Allora guardi, in diretta ci portano anche il famoso sprizzetto, Bene. grazie. Quindi lei entra di diritto Nel- nel registrato e poi le mandiamo lo sprizzetto così. Grazie, Beh, troppo piuttosto- gentile. Piuttosto che una sberla è meglio fare. Vabbè, quello ovvio. Certo. Il caffè? Al Un signore. caffè all'onorevole. Tornando al nostro argomento, sì, ma il filosofo, tu dici, essendo la sinistra più pensosa e intellettuale, Sì. si perde in grandi elaborazioni teoriche e poi non... Primo. E poi, lo dico sempre da osservatore esterno e non da politico, un po' la sinistra ha un po' di spocchio, nel senso che noi siamo
noi abbiamo la verità, siamo voi Sì, un po' sì, meno. beh, C'è questo. soprattutto quando sei più debole come oggi, magari ti arrocchi su qualche certezza, oppure quello che io vedo molto spesso è una specie di presunzione di superiorità morale, no? Questo in un certo senso è qualcosa che ha danneggiato, è nato un po' con Berlusconi e non è ancora finito, no? Ed è una di quelle forme che poi non ti consentono, secondo me, di analizzare bene fenomeni come Salvini o come Trump. Al di là del contatto meno che hai con la massa, con la gente, con le periferie, eccetera, il tema determinante invece è provare anche a spogliarsi di alcune convenzioni radicate e sporcarsi le mani, quello che i filosofi fanno nella filosofia, nella sezione nobile del termine, invece che la sinistra è un po' dimenticata secondo me in quest'epoca, non solo la sinistra, in generale un po' tutta la politica, che le grandi culture politiche, i partiti, le forze popolari sono un po' morte a sinistra come a destra, quindi da una parte resta secondo me il richiamo al leader, l'uomo forte, questo più verso il versante destro, e dall'altra parte a sinistra hanno la certezza di avere alcune categorie certe, immutabili, che sono forse un po' un retaggio di quel vecchio dogma che era, no, il marxismo, il socialismo, queste ideologie forti che sono in gran parte cadute, ma che in qualche modo rimangono un po' la scoperta di Linus, non pare c'è un albanese che faceva una sorta di imitazione dell'intellettuale di sinistra, no? Come attaccato a questo feticcio, ma se non ti serve più a capire il presente, appunto è un feticcio, non è uno strumento utile. No, il discorso sarebbe molto complesso. Ma però tu, Renzo, che sei la memoria storica di tutti i politici del mondo, non solo di Rovino. Lei mi lusinga, professore. Invecchia anche, però. È sempre stata così la sinistra? Beh sì. Negli anni della Prima Repubblica soprattutto la sinistra in genere aveva, siccome la Democrazia Cristiana e alleati gestivano il potere e quindi la sinistra aveva il monopolio della cultura e quindi aveva un atteggiamento. Però da allora è passata tanta acqua sotto i ponti, tantissimo. Devo dire una cosa sulla sinistra, la sinistra e la destra sono categoria del pensiero, però prima ho fatto una battuta sullo strumento, il laureato in filosofia, indipendentemente che sia di destra o di sinistra, ha strumenti di interpretazione della realtà, il comportamentismo e le persone che si comportano in un certo modo, che è superiore a quello di altre professioni, per chi fa politica, no? Non per chi. Sì, però è una professione un area che ti aiuta moltissimo. Faccio un'ultima provocazione che ne parleremo domani. Diego è bravo. Ma detto questo, il filosofo giustamente, la persona culturale, acculturata, eccetera, è importante per portare avanti certi discorsi, certe idee. Però tu segui i social, in particolar modo Facebook e Instagram e Twitter, c'è una deriva. TikTok non la guardo perché non la guardo neanche io, ma ho visto che c'è qualcuno, però tutto questo discorso qua che abbiamo fatto della cultura eccetera eccetera viene meno quando poi su certe cose ti casca il mondo, perché la gente effettivamente c'è una deriva di ignoranza strutturale che fa paura, o sbaglio? In parte sì, vero. Ma lì più che carenza di filosofia è un po' carenza di educazione civica, economica. Però anche lì bisognerebbe farne conto, perché non è che sia una persona o due che. Però ne parliamo domani. E quindi ancora buon anno a tutti. Buon anno. 2020. Arrivederci 2020.